Eccoci rientrati, abbiamo messo da parte il calcio dilettantistico di penalty che vi accompagna tutte le domeniche tra le 19 e le 21. Dopo lo stacco pubblicitario abbiamo resettato tutto e adesso parliamo solo ed unicamente di calcio professionistico. Lo facciamo con l'approfondimento di Sala Stampa di penalty che verrà onda appunto tra le 21 e le 22:10, 22:15, perché poi dopo successivamente la domenica sportiva di Video Mediterraneo si concluderà con il penalty futsal insieme al nostro Alessio Patti. Salutiamo subito i due ospiti che fanno parte della nostra tribunetta di Sala Stampa di penalty, il ritorno di Renato Marletta. Ciao Renato, ben trovato. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Come hai detto bene tu, l'altra volta hai fatto il tagliando e sei di nuovo pronto a battagliare. Ma stavolta devo ringraziare particolarmente il dottor Azzarelli e tutta l'Utic del Cannizzaro perché mi hanno preso per i capelli, però perfetto. Torniamo in corsa un'altra volta. Sperando che finalmente insomma, ti sia servita da lezione questa cosa. Sto iniziando il rodaggio. Ah, benissimo, va bene. E con lui parleremo naturalmente di tutte le vicende calcistiche dei professionisti, in modo particolare sulla situazione drammatica, oserei dire, ormai del calcio Catania, così come parleremo della situazione della sconfitta in casa dell'Agrigento insieme al nostro Max Licari di Pianeta Catania. Ciao Max. Ciao a tutti. Non essere arrabbiato. No, non sono arrabbiato. Allora cerca di essere sono affranto perché francamente oggi ho visto una riedizione di un famoso film di Alberto Sordi. Cioè quale? Quello del Borgo Rosso Football Club. Sì, scene, sì. Noi le chiamiamo scene da nocera inferiore, però obiettivamente sono scene che segnano forse uno dei punti più bassi della storia del Catania, e questa squadra e questi giocatori hanno firmato una pagina nerissima della storia del club. E la cosa più drammatica è che non vediamo via di uscita in questo momento. No, non si vede, anche se oggi la partita è stata particolarissima. Sostanzialmente l'Acragas ha superato 3 volte la metà campo e ha fatto 3 gol, un arbitraggio da barzelletta, scene, ripeto, che non avrei mai voluto vedere con i giocatori del Catania e i dirigenti del Catania in campo, però onore all'Acragas che ha vinto perché ha messo dentro la palla. Certo, va bene, parleremo anche in modo particolare dell'Acragas e del successo contro il Catania e salutiamo il ritorno anche di Antonio Napisarda. Ciao Antonio. Buonasera Ettore, buonasera agli amici che ci seguono sempre da casa. Ci aggiorni subito sui 2 posticipi? Posticipe 1 ed è già scoppiettante partita, già siamo al 20° minuto e il Milan pareggia in casa contro la Lazio 1-1. Prima è andata in vantaggio la squadra capitolina con Parolo e poi Bacca ha messo il pari nella partita del Meazza. Se scoppiettante si può giudicare una partita come Milan-Lazio, che sono 2 società in questo momento in assoluta picchiata, voglio dire, vabbè. Dovrebbero lottare per l'Europa. Dovrebbero, però invece poi le realtà sono ben diverse. Così come è ben diversa la penaltina che abbiamo lasciato con penalty e con quella che adesso ci ritroviamo a Sala Stampa, ovvero Federica Di Benedetto. Ettore, ciao buonasera Federica. e ben ritrovati. Ben ritrovata. Pronta per la Pasqua? Prontissima. Guarda che qui ci aspettiamo tutto l'uovo di Pasqua. Va bene, se non altro non mancherà. Benissimo, perfetto. Allora, iniziamo subito con i risultati di Serie A perché, insomma, questa Juventus, seppur sconfitta nella partita di Champions, ha ritrovato forza e determinazione e vince un derby che all'inizio poteva sembrare molto pericoloso per la squadra di Allegri, invece poi si è rivelato assolutamente abbordabile. Risultati insieme a Federica e poi anche perché voglio sentire il commento dei nostri ospiti. Empoli-Palermo 0-0, Roma-Inter 1-1, Atalanta-Bologna 2-0, Torino-Juventus 1-4, Frosinone-Fiorentina 0-0, Sassuolo-Udinese 1-1, Sampdoria-Chievo 0-1, Verona-Carpi 1-2, Napoli-Genoa 3-1. Allora, la battuta la facciamo subito con Renato Marletta. Una sconfitta in Champions, sembrava insomma che probabilmente la Juve avesse perso un po' il quadrato del gruppo, invece lo ha ritrovato battendo un Torino che all'inizio insomma poteva sembrare un avversario difficile. Ma evidentemente il contraccolpo che tutti si aspettavano non c'è stato. Punto. Anche perché il Torino è sicuramente in fase calante. Ventura ha qualche problema di gestione. Però la Juve si dimostra come sempre forte con i deboli e deboli con i forti, perché evidentemente
il campionato italiano esprime quella che è la situazione attuale, tant'è che siamo fuori da tutte le coppe europee. In maniera anche abbastanza clamorosa, clamorosa e insomma, vergognosa. Per cui insomma è chiaro insomma, che tolto il Napoli in questo finale di stagione non vedo altre squadre che potrebbero impensierire il percorso della Juve, anche se credo che la Juve alla fine insomma, finirà per tagliare il traguardo, anche se io tifo Napoli. Beh, un po' tutti noi qui del sud tifiamo Napoli. Caro Max, io sottolineerei che questa vittoria del Napoli fa capire che veramente la squadra di Sarri è l'unica che potrebbe ancora impensierire la squadra di Allegri. Però è anche vero che adesso le partite sono sempre di meno e quindi solo forse un episodio può cambiare gli equilibri attuali della classifica. Ma la realtà delle cose è che la Juventus è l'unica squadra italiana ad avere una rosa diciamo, di livello europeo, mentre le altre, pur essendo anche buone squadre come per esempio il Napoli, non hanno una profondità di rosa a livello di quella della Juventus. Detto questo, nel calcio può succedere di tutto, il Napoli sta facendo un grande campionato, c'è qualche partita sia per la Juventus sia per il Napoli che può risultare decisiva, anche se io non vedo come una squadra per esempio come il Milan possa fermare la Juventus di questi tempi. Però ecco, una partita no può sempre capitare, il Napoli dovrà essere bravo ad approfittarne. Io vedo in questo momento nettamente favorita la Juventus. E questo siamo un po' tutti d'accordo. Volevo chiudere il discorso di Serie A con una domanda a entrambi. Ho visto l'intervista che ha fatto Guardiola dopo la partita, giustamente recriminava l'atteggiamento assolutamente, forse anche un po' poco sportivo della Juventus, che ha detto che l'arbitro è stato quello che ha cambiato il corso della partita. Tu sei d'accordo? No, sinceramente no. Tu sai benissimo perché hai fatto anche l'allenatore che il calcio è legato ad episodi. Bravo. È normale che se tu ce li hai a favore allora sei vincente, se ce li hai a sfavore, però giudicare l'operato dell'arbitro come unica causa della come sconfitta. Causa, io sinceramente, ma lo ebbi a dire anche a Coverciano tantissimi anni fa, non vedo mai un allenatore che quando perde una partita non recita in mia colpa, ma sostiene che l'avversario è stato più forte. Sì, è vero. Sicuramente il Bayern è più forte di questa Juve. Di questa Juve. Al di là dico, degli episodi più o meno arbitrali o errori che possono, si parla perché se poi le cose avvengono al contrario, tu non allora è tutto elimini. bello. Certo. Fin quando l'arbitro ti fischia a favore è sempre il migliore in campo. Quando l'arbitro ti fischia qualche posizione a sfavore, improvvisamente diventa a favore della squadra avversaria. È vero, è vero. Questo non ci sta, anche perché è un ambiente dove l'ipocrisia regna sovrana, soprattutto nel calcio importante. Adesso stiamo contagiando anche il calcio dilettantistico lo so. Purtroppo. E giovanile. Bisognerebbe sempre dire quello che si pensa, però dico, bisogna capire anche che nel calcio ci sono anche gli avversari che possono essere più bravi di te. Che possono essere anche rispettati. Max, tu che ne pensi su questa dichiarazione di Guardiola che ha dato un po' in incandescenza proprio sul fatto che questa Juve si lamentava soltanto dell'arbitrato, non rispettando neanche la forza del Bayern? Ti farò perdere pochissimo tempo con la mia risposta. Juventus e arbitro contro è una contraddizione in termini. Ho capito la risposta. Bene, allora Ettore, abbiamo delle domande. Sì. C'è Sulla Serie A? Esattamente. Anche sul Palermo, che ormai è stato anche raggiunto dal Carpi. Ora ne parleremo del Palermo. Intanto la domanda dice: chi è la favorita nella lotta al terzo posto? Ah, bella domanda. Renato, chi potrebbe essere la favorita Io per la terza piazza? Credo che la Roma attualmente si faccia preferire più dell'Inter, più della Fiorentina e più del Milan. Per continuità, soprattutto in queste ultime Ma settimane, no, da quando è tornato Spalletti? perché Spalletti ha dimostrato di avere le palle nella Sì. gestione dello spogliatoio, nella gestione del caso Totti. Che pochi allenatori avrebbero fatto. Cosa non facile, perché parliamo di una presunta bandiera che non si doveva sicuramente comportare in quel modo, perché Sono sei un d'accordo, giocatore sono e d'accordo. come tutti i giocatori devono essere a disposizione dell'allenatore, che può essere criticato ma deve sicuramente essere rispettato. Certo. E questo c'è da dire che in questo momento probabilmente ha un passo in più rispetto alle altre squadre. Assolutamente. Max, sei d'accordo con Renato su questa Roma che probabilmente, anche legando al fatto che già ha 5 punti di vantaggio sull'Inter, possa veramente ormai probabilmente essere la squadra che arriva al terzo posto? Io penso che Roma e Inter fino alla fine lotteranno per il terzo posto. Cioè l'Inter
Secondo me lotterà fino all'ultima giornata con la Roma per andare ai preliminari di Champions. Quindi non è detto che dai certo anche alla Roma. No, no, no. Mi piace questo fatto che c'è un nostro ospite che è più Roma e l'altro che invece pensa proprio che l'Inter possa farcela. Aggiornamento? Allora, sempre 1-1 allo stadio Meazza di Milano. Perfetto. Allora, l'ultima battuta e poi veramente chiudiamo sulla Serie A, la dobbiamo fare sul Palermo, magari sperando che arrivi qualche domanda. È già arrivata qualche domanda? No, vabbè, tutti quanti dicono, ci sono alcuni che sostengono, alcuni tifosi sostengono che Zamparini a presto cambierà panchina. In effetti girano altre voci. Cioè, un altro cambio? Sì, si parla di Eugenio Corini, ex capitano dei Rosanero, o di Franco Colomba. No, non può essere. Renato, purtroppo se succederà una cosa di questo, allora possiamo mettere la parola fine al calcio. Allora, riuscire a meravigliarsi per la gestione palermitana è un assurdo. Sinceramente ho ascoltato le dichiarazioni di Novellino e sembrava in sintonia con Zamparini perché l'aveva già avuto a Venezia, anche perché, e questa è una cosa che fa male al ruolo dell'allenatore, credo che abbia accontentato, tra virgolette, le scelte tecniche condividendole con Zamparini, perché gli ha fatto giocare i giocatori di sua preferenza. Per cui, insomma, non vorrei dire delle cose, insomma, pesanti, però, insomma, la dignità non è un optional. Infatti, beh, sai, un allenatore che è fuori da tanto tempo, gli si presenta una però, panchina in Serie A. Ribadisco che la dignità non è un optional che si compra né in farmacia né al supermercato. Diciamo che non tutti si chiamano Spalletti. No, evidentemente dico, il Palermo avrà sicuramente i suoi problemi, però dico, questo continuo cambiare allenatore sicuramente non va bene né alla società, né alla città, né alla squadra. Certo. Palermo che pareggia, Carpi che vince addirittura fuori casa. Max, a questo punto questo Carpi ci crede. In questo momento ha agguantato addirittura il possibile salvataggio. Ma in questo momento, obiettivamente, ecco, tralasciando tutto il resto, è ovvio che il Carpi e il Frosinone siano avvantaggiate sul Palermo, ma non dimenticherei che comunque anche la Sampdoria è una squadra che non è che stia andando benissimo, è ancora in lotta per non retrocedere. Io in questo momento, dato che siamo a Pasqua, un Colomba lo vedrei bene. Addirittura, quindi un altro cambio. Colomba a Pasqua è perfetto. Fantastico, allora, Max, Ettore, fantastico. Per quanto riguarda la partita comunque di ieri è stata una partita bruttissima, le due squadre si sono divise, diciamo, il punto, però le due squadre sono uscite fuori dal campo con i fischi di ambo due le tifoserie, è stata una partita molto triste. Ma sai, sono partite che il risultato è un po' già segnato senza nessuno che lo abbia definito. Dico sì, bene? ma se prendi un allenatore come Novellino a 8-9 giornate alla fine, è chiaro che Novellino ti farà giocare la squadra sempre così, perché è un allenatore che fa il calcio all'italiana, difesa e contropiede. Difesa e contropiede, poi ti fai il golletto e ti possa se lo fa, se no rischi di retrocedere. Certo. Permettimi di fare i complimenti al mio amico Rolando Maran. Certo, grande vittoria oggi fuori casa. Il Chievo sta facendo Genova. cose veramente eccezionali, ma soprattutto perché è assistito da un grande preparatore atletico che si chiama Roberto De Bellis. È vero, ma oltre a questo c'è anche, insomma, qualche nome catanese che ci piace ricordare ogni tanto. Spolli, Castro, insomma. C'è anche Castro, soprattutto, ha fatto una stagione meravigliosa quest'anno. Ma Izzo che è sempre infortunato. Ma questo ragazzo veramente è sempre infortunato. E sai, quando vanno via da Catania improvvisamente... E invece in questo caso l'infortunio è continuato. Però io vorrei dire una cosa su Castro, no? Sì. Che abbiamo criticato tantissimo nella scorsa stagione, però francamente a Catania sono giunti diversi allenatori, qualcuno, fra cui anche noi, diceva che Castro non fosse un attaccante, ma fosse un centrocampista, una mezzala, e invece veniva sempre impiegato come attaccante, addirittura come centravanti qualche volta, mentre quest'anno sta facendo un campionato straordinario come mezzala, perché lui non ha le doti per fare l'attaccante, è un centrocampista che sa inserirsi bene e ogni tanto, anzi questo è proprio il suo ogni peggio. tanto ti fa anche qualche gollettino perché è bravo di testa, è forte fisicamente, quindi è evidente che gli allenatori che sono giunti a Catania nella scorsa stagione evidentemente non sono tanto bravi. Per dirla in gergo tecnico, e tu sai di cosa parliamo, è un centrocampista che ha il cambio di passo, ha quella famosa accelerazione, per cui devi metterlo in una posizione di campo dove gli permetti, deve allungare il con i suoi possibile. 20 metri, di dare il cambio di passo cioè non è un attaccante, è un giocatore ibrido, perché non è un centrocampista. Ma infatti quando giocava a Catania in questo ruolo, perché c'è stato un allenatore, Mihajlovic e anche soprattutto Montella, che lo metteva in una situazione di
proposizione in una zona Ma di sai, campo da centrocampo in poi. tutti i calciatori hanno bisogno di essere messi in campo in una maniera ottimale. E se non succede questo è la rovina sia della squadra che del giocatore stesso. Però Cosentino diceva che fosse l'alternativa al Papu Gomez, quindi evidentemente se già il massimo dirigente della tua squadra Classificava un giocatore in non ne questa capisce maniera. assolutamente niente di pallone, è chiaro che può finire così. È bello che sono addirittura anche agenti questi personaggi qui, agenti di calciatori. E paradossalmente la prossima giornata, Sì. che sarà post Pasquale, Sì. il Palermo giocherà col Chievo, quindi partita difficilissima già per Eh, il rosanero. certo, assolutamente, Oggi assolutamente. il Carpi ha fatto una gran partita e meritatamente, se dovesse finire oggi il campionato, il Carpi è salvo. Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario, ce lo lancia la nostra splendida Federica, poi subito la Serie B molto veloce perché abbiamo una Serie C, una Lega Pro, io la chiamo sempre Serie C, una Lega Pro scoppiettante, vai! Hai detto bene Ettore, abbiamo un piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Allora, vi spiego, dobbiamo parlare di Serie B, d'accordo, però qui non si fa altro che parlare di Serie Lega Pro, soprattutto della situazione del Catania. Sappiamo che dobbiamo affrontare una serata impegnativa, per cui velocissimamente parliamo di Serie B, lo facciamo subito con i risultati insieme a Federica e poi andremo subito a parlare di Lega Pro perché è successo di tutto, vedo che anche il web si sta scatenando. Noi ringraziamo sempre i nostri telespettatori che seguono tantissimo la trasmissione, ci stanno mandando tantissime Benissimo. Allora, domande, prendi quindi vi appunti, ringraziamo. Prendi appunti perché poi tantissime. anche i nostri ospiti vorranno dire la loro. Allora, i risultati di Serie B dove il Trapani ancora continua a sognare, vai! Virtus Entella Spezia 2-2, Latina Brescia 2-2, Novara Bari 1-2, Trapani Livorno 1-0, Virtus Lanciano Cesena 2-0, Perugia Salernitana 1-1, Vicenza Cagliari 0-2, Modena Como 1-2, Provercelli Ascoli 1-1, Crotone Pescara 4-2. Avellino Ternana invece si giocherà domani sera alle 20:30. Allora, velocissimamente la classifica, perché poi abbiamo due domande anche per i nostri ospiti sul campionato cadetto, come si chiamava a suo tempo. Crotone 66 punti, Cagliari 65, Novara 52, Spezia 51, Cesena e Bari 50 punti, Pescara, Virtus Entella e Brescia 49 punti, Trapani 47, Perugia 44, Avellino 43, Virtus Lanciano 39, Ternana 37, Ascoli e Latina 36 punti, Modena 35, Provercelli 34, Livorno 33, Vicenza e Salernitana 31 punti, chiude la classifica il Como a 26 punti. Allora, un campionato di Serie B che sta regalando ancora qualche sogno anche alla squadra siciliana del Trapani. Abbiamo due domande, una ciascuno per i nostri ospiti. Antonio. Intanto questa dobbiamo dire che è una vittoria fondamentale per il Trapani, Certo. perché si avvicina tantissimo, gran gol di Fazio nel secondo tempo, la squadra al primo tempo un pochettino sofferto, poi nel secondo tempo ha Sì. dato il massimo ed è riuscita al risultato contro un Livorno che non sembra veramente la squadra del blasone che rappresenta. È in crisi totale. Sì, in ascesa Facciamo libera. le domande? Ringraziamo intanto Pasquale che ci segue da Trapani e ci manda una domanda e ci chiede se questo Trapani può arrivare ai playoff. Allora, risponde subito il nostro Renato. Può arrivare ai playoff? Credo di sì, perché attenzione che l'ha detto uno di Trapani, un tifoso di Trapani. Credo di sì, perché dico, al di là dell'amicizia che mi lega Cosmi, perché sta bene mentalmente e fisicamente e nella fase finale del campionato è importante. Certo, e quindi E questo soprattutto perché ha entusiasmo. è vero, è vero. Anche perché non se l'aspettava, insomma, che questo Trapani potesse Si parte effettivamente... per salvarsi, poi si arriva qualcosa in È più. vero, è un gran successo. L'altra domanda Un la altro facciamo a Max. telespettatore che non si firma dice se il Crotone può vincere il campionato seriamente oppure il Cagliari ce la farà. Sì, ce la fa il Cagliari secondo te o il Crotone? No, guarda, il Cagliari penso che vincerà il campionato, nel senso che arriverà primo, Sì. perché ha qualcosa in più rispetto al Crotone, ma il Crotone verrà promosso in Serie A. Ormai è chiaro, il Crotone
ha tantissimi punti di vantaggio, quindi arriverà per me secondo, anche se poi alla fine conta poco. Certo. E quindi complimenti al Crotone che sta facendo una grande stagione e dimostra come la programmazione e il saper scegliere i giovani giusti Certo. possa portare a grandi risultati. Crotone che rappresenterà questa bella, meravigliosa regione che è la Calabria, Sì. che ritorna in Serie A perché insomma Sì. la regina sappiamo tutti che fine ha fatto, no? Ha fatto più o meno la fine del Catania. Bravo, hai ragione. A proposito di Catania, oggi qui a Penalty, Sala Stampa di Penalty, abbiamo un caro straordinario amico del calcio Catania. Se aumentiamo leggermente il volume della cassa, possiamo già metterci in contatto con il nostro bomber del cuore, perché lui è stato veramente un bomber amatissimo da tutti i tifosi catanesi. Parliamo di Claudio Ciceri. Bomber, buonasera! Buonasera a tutti. Buonasera Bomber, ci mancano i suoi gol perché qui a Catania purtroppo rimpiangiamo ancora colui che riusciva a mettere dentro la palla in qualsiasi maniera. Mi sto allenando, ma... Senta Ciceri, ma che ne pensa di questa situazione qui a Catania? Stiamo soffrendo tantissimo, tantissimo veramente. È una situazione brutta, perché vedo che c'è poca chiarezza nella società nei riguardi anche dei tifosi. Secondo lei può cambiare qualcosa? Si riuscirà a dare una smossa all'ambiente a questo punto per salvarsi? Perché siamo veramente in una zona bagarre, retrocessione. Pensare che il Catania possa addirittura sul campo retrocedere nel campionato CND è impensabile, o almeno lo era sicuramente sino a un paio di mesi fa. Sì, è impensabile, però la realtà è questa. E quindi Oggi bisogna fare quadrato? Oggi il Catania ha aperto a Agrigento 3-2. Sì, sì. E l'Acraga aveva Rigol, allenatore, Sì, di catanese. Catania, e ex giocatori come Di Grazia, Sì. che sono stati allontanati. E non si sa perché. Vedo però che segue le vicende del Catania, quindi il suo cuore, diciamolo pure, è sempre rimasto in questa bella città, che le ha dato tanto, tra l'altro. Sì, io sono tornato anche ultimamente Sappiamo. alla presentazione di un libro di Santino Mirabella, Sì, e torno sempre volentieri certo. a ritrovare gli amici e i tifosi. E c'è un amico qui in studio che la vuole salutare, mister Renato Marletta. Renato. Ciao Claudio, Sì, ti sto ascoltando. ciao, come stai? Va bene. Tu Io sto iniziando il rodaggio, come tu ben sai. Ascolta, quanto male fa vedere giocare il Catania con quelle magliette orribili che non sono di rosso-azzurro? Fa male vederlo ridotto così, perché veramente Fulminenti dovrebbe regalare alla società e concludere la sua esperienza, perché l'ha fatta troppo grossa nei confronti di tutto l'ambiente. E si soffre tantissimo. Abbiamo anche il giornalista Max Licari di Pianeta Catania, anche lui amante dei ricordi. Sì, fra l'altro ho l'età per poter ricordare anche Ma mai come quella mia, No, mai come però quella io mia. vorrei chiedere a Ciceri, che fra l'altro anche fra gli amici di Facebook, e lo seguo sempre, è una persona eccezionale, È vero. oltre che grande giocatore del passato del Catania, se avrebbe mai sbagliato i gol che sta sbagliando Caetano Calilli in questo momento. Che domanda! Insomma, sono altri tempi, adesso non si può fare questi paragoni. Purtroppo li sbaglia che dovrebbe fare gol invece di sbagliare. Senta, È un Ciceri. momento che tira anche male però, perché il Catania è partito con 10 punti di penalizzazione, ci si aspettava tutti un campionato diverso, invece si è spetto la squadra È vero.
e non si sta riprendendo. Può essere anche un problema di serenità, che il fatto che insomma, per esempio il bomber Khalil ormai da parecchi mesi non riesce a mettere dentro la palla, cioè la serenità di un ambiente può incidere secondo me, no? Ma tutto può incidere, io però non sono al corrente delle cose che succedono in questo momento. Però insomma i giocatori professionisti devono avere la forza di reagire e di fare risultati. Insomma, una piazza come Catania non può rimanere insabbiata nella bassa classifica. E su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Allora io la ringrazio per questa sua bella partecipazione all'interno di Sala Stampa di Penalty. Deve sapere una cosa fondamentale, che lei ancora, tuttora, è un beniamino assoluto di tutti i tifosi catanesi e in modo particolare anche del sottoscritto, che quando veniva allo stadio e vedeva le gesta che lei insieme a Spagnolo faceva, sognava ad occhi aperti ed era veramente meraviglioso vedervi giocare insieme. Grazie a tutti. Grazie a Claudio Ciceri, ex calciatore. Grazie. Grazie a voi. Del calcio Catania, una grandissima bandiera. Tu non eri ancora nato, forse io con Max un po', sì, volendo, ma non più di tanto, io sono più anziano di Max. Posso fare una domanda agli ospiti su Ciceri? Sì. Cosa ricordano in positivo di Ciceri? Perché vedo che è sempre tanto menzionato. C'è una lista qui, sì, vabbè, ma magari qualcosa che più li convince, qualcosa che li appassiona proprio tanto su Ciceri, ecco. Un ricordo particolare. Renato, cosa Allora, ti ricorda in modo intanto particolare? i famosi, uno dei primi capelloni. Bravo. E poi insomma era il ultimamente con Maxi Lopez. era il tempo, insomma... giocava con i calzettoni sempre abbassati. Sì, è vero. Aveva un atteggiamento da calciatore atipico, strano. Sì. Lui praticamente viveva sulle risorse di Spagnolo. Spagnolo Bravo. cross e lui faceva gol. Sì. Per cui insomma era un centravanti atipico, però che vedeva la porta come pochi. È vero, che poi tra l'altro ha fatto anche una carriera Ma positiva. poi dico, una grande persona perché è sempre costruito sulle labbra, mai una parola fuori luogo, tant'è che a distanza di anni lo ricordiamo tutti con piacere a Catania. Tu invece Max cosa ricordi di Claudio Ciceri in modo particolare? Come ha detto Antonio, qual è il ricordo più emozionante? Allora, io ero piccolo, però io ricordo che questo qui era un giocatore, a differenza di quelli attuali, che innanzitutto sapeva dove si trovava, in che piazza si trovava e soprattutto sputava sangue dal primo all'ultimo minuto di tutte le partite, sia che giocasse bene sia che giocasse male. È vero. E aveva un livello mentale che i giocatori attuali del Catania se lo sognano. Quindi questo era un giocatore adatto ad una piazza come Catania, cosa che il 100% dei giocatori attuali del Catania non è. Non hanno, tra l'altro proprio amare la maglia, Sì. in questo caso lui la rappresentava a 360 Assolutamente. gradi. Amava la maglia in una maniera meravigliosa. Va bene, allora ci aggiorni e poi mandiamo subito la pubblicità e poi abbiamo tutto un'unica tirata sulla Lega Pro. A San Siro è sempre pari con Milan e Lazio che è uno stallo con... Si stanno annoiando? No, diciamo che siamo sull'intervallo, però diciamo che 1-1 ancora è una partita dove regna l'equilibrio. Vediamo se nel secondo tempo si sbloccherà qualcosa. Si sbloccherà, ci cambierà la vita. Beh, è la lotta anche questa al terzo posto, dai. Ma come al nel terzo piccolo. Ma veramente Renato, io mi sorprende come Mijalovic ancora continua a parlare di terzo posto e di Champions. Cioè uno guarda la classifica e dice scusa un attimo, Milan 48, Roma 60, cioè come può pensare? Cioè, Allora, non lo so, o lo dicono perché lo debbono dire, perché Berlusconi dice dovete dire questo, oppure evidentemente noi abbiamo un'altra classifica. Allora, loro ne hanno Mihajlovic un'altra. appartiene a quella categoria di allenatori che recitano. Ah, Capisci È a una me? cattiveria Capisci a me? No, dico tra l'altro così, io non ho un buon rapporto con lui ai tempi dell'AIEC, quando lui guidava il calcio Catania, sì. che una volta insomma ci lasciò di stucco a 300 persone che avevamo invitato in una riunione. Però ripeto, non credo, cioè non è secondo me allenatore da Milan, nonostante i trascorsi come calciatore e probabilmente come tecnico. Attenzione perché la grande squadra gli era arrivata, la Fiorentina. Ma anche perché credo che il Milan non sia così scarso nei suoi contenuti tecnici, però
Evidentemente c'è qualcosa a livello gestionale che non quadra. Però Max insomma ha un feeling con Mihajlovic, No, gli piace un po' come Mihajlovic, io ricordo perfettamente quello che ha fatto. Sì, ecco, è il profilo di allenatore adatto, io non so se sia adatto al Milan, mister, però a Catania sì, sicuramente sì. Cioè, a Catania servono allenatori come Sinisa Mihajlovic, Bravo. non come altri che in questi anni sono giunti dalle nostre parti. Hai perfettamente risposto nella maniera più giusta a questo quesito, è vero, era un allenatore perfetto per Catania, infatti salvò la squadra e sappiamo No, ma anche per l'ambiente, l'ambiente, non solo per la squadra, per l'ambiente. Il rapporto l'ambiente. personale che poi instaura Con tutti. con tutti. Bene, aggiornamento finale, cosa sono negli spogliatoi? Sì. Benissimo, staranno bevendo, beati loro. Ci lanci la pubblicità? Sì, Ettore, abbiamo un altro piccolissimo stacco per la pubblicità, mi raccomando, non cambiate canale. Sala stampa di penalty per parlare a questo punto di Lega Pro con le 3 squadre siciliane. Abbiamo subito i risultati, la classifica e poi tanti commenti su questa giornata purtroppo negativa per il Catania, positiva per i nostri agrigentini e anche positiva un po' per il Messina volendo, no? Messina con la vittoria di ieri ha quasi matematicamente raggiunto la salvezza, quindi complimenti alla squadra di Arturo Di Napoli, complimenti, bel gol anche di Tavares, ormai si giocano il derby fra pochi giorni tranquillamente. Perfetto, risultati insieme a Federica. Messina Melfi 1-0, Lupa Castelli Romani Cosenza 0-2, Paganese Benevento 0-1, Foggia Ischia 0-0, Juve Stabia Matera 1-1, Agragas Catania 3-2, Fidelisandria Monopoli 0-0, Martina Franca Casertana 1-1. In classifica questo Benevento con 53 punti continua ad essere la squadra leader. Allora, siccome dobbiamo parlare di molte cose, iniziamo giustamente da questa partita di Agrigento tra Agragas e Catania. E abbiamo al telefono mister Rigoli. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, che dobbiamo dire? Da dove iniziamo? Contento, no? Se me le dovete dire siete voi. Io c'ho il ritorno sul telefono, quindi... Mi senti male tu? Abbassiamo un pochettino. Io ti sento pure, benissimo. Senti Pino, è stata una partita un po' particolare, no? Nel senso che all'inizio quel rigore, secondo me giusto, ha aperto un po' la porta verso il vostro successo. Poi c'è stato anche comunque molto demerito del Catania, ma dalla vostra una determinazione meravigliosa per questo campionato. Ma guarda, io penso che più del merito del Catania ci sono tanti meriti da parte nostra, da parte dei miei ragazzi che hanno interpretato nel modo giusto la partita. Diciamo che quella situazione ce la siamo cercata, non è la prima volta che facciamo quel gioco a 3 là, sulla sinistra con Madonia, De Grazia e Capuano, e quindi niente, sono contento per la gioia che abbiamo regalato alla nostra gente. E avete stabilizzato sempre di più anche la classifica, no Pino? Avete stabilizzato ancora di più la classifica. Sì, abbiamo fatto un cammino importante, perché fermarci solo alla partita di oggi, per quanto ci riguarda, diciamo che un po' non dai giusti meriti a questi ragazzi, perché nella mia gestione su 9 partite ne hanno vinte 8. Quindi penso abbiamo fatto uno score. Assolutamente, il tuo cammino è anche molto invidiato a Catania, come tu puoi immaginare, perché quando c'è il cambio di allenatore insomma si spera veramente che la squadra possa cambiare verso. Non è successo a Catania, è successo anche per merito tuo, anche per merito dei tuoi ragazzi ad Agrigento, e adesso l'Agragas indubbiamente si trova in una posizione molto più tranquilla e sicuramente può insomma vivere la parte finale del campionato, non dico in super tranquillità, però con molto ottimismo.
Ma tu sai che nel calcio se non hai la matematica non puoi dire che già hai risolto, cioè è arrivato all'obiettivo, quindi noi dobbiamo arrivare a un obiettivo che è quello della salvezza. Secondo me ancora oggi ci vogliono 40 punti e poi vediamo, quando arriva la matematica poi vediamo quali sono i numeri, però in questo momento non dobbiamo mollare niente. Il giovedì abbiamo una partita importante in un campo difficile che è Caserta e quindi guai a mollare, via. Certo. Allora, iniziamo perché vogliono farti un po' di domande anche i nostri ospiti in studio, però prima sarà Antonio Rapisarda a farti una domanda. Buonasera mister e complimenti per la bella vittoria di oggi. Grazie. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa dell'Agragas, che 3 punti, cioè hanno 3 punti di penalizzazione, quindi senza questi 3 punti sarebbero salvi, sì, perché a quota 40 ne hanno 37, quindi sono lì e quindi dovrebbe fare i complimenti. Poi volevo chiedere, se lo spiega com'è possibile che allenatori siciliani bravi, e ce ne sono tanti, vedi Boscaglia, vedi Oteri e vedi anche lo stesso Rigoli, non sono stati mai menzionati dal Catania, se lo spiega? Allenatore siciliano non c'è solo Rigoli, Boscaglia o altri, ci sono tanti allenatori bravi che fanno tanta cavetta in eccellenza in Serie D, e di questo posso essere un testimone. Purtroppo io per quanto mi riguarda Roberto ha trovato una grande società, mi riferisco al Trapani, che ha dato grande fiducia, e hanno iniziato un progetto e lui ha fatto un grande lavoro e un grande cammino. Poi magari non avendo un accento del nord, non abbiamo santi in paradiso e questo non ci permette di fare delle situazioni importanti, però vi posso testimoniare che ci sono dei tecnici di grande valore, e crescere in questa terra, nella nostra terra che è fantastica, è secondo me un valore aggiunto. È vero. Allora, abbiamo Renato Marletta, vuole farti una domanda. Ciao Renato. Buonasera Presidente. Senti una cosa, quanto ha inciso la tua grande conoscenza del Catania, considerato che prima del tuo avvento ad Agrigento eri tutte le domeniche in tribuna a seguire il Catania? Io oggi ho visto che non hai sbagliato una virgola nell'atteggiamento tecnico-tattico della gara e l'hai sicuramente preparata al meglio. Ma guarda, noi per quanto riguarda le gare facciamo un match analysis, facciamo un video analisi sulle squadre avversarie, li analizziamo su 2 o 3 partite, quindi che mi avvalgo di collaboratori naturalmente per fare questo. Non sono io da solo, tu sai quanto è duro il lavoro di noi allenatori, che tu sai ci rappresenti in tutto e per tutto, e quindi diciamo che un po' l'avversario, a parte che avevo visto già 6-7 partite dal Catania, però c'è da dire che col cambio che è avvenuto con Morieto ha fatto solo 2 partite, quindi abbiamo analizzato sia il Martina, che la partita che hanno fatto a Martina, che quelle che hanno fatto domenica contro la Juve Stabia, e poi sui singoli giocatori abbiamo fatto anche altre analisi. Infatti erano soltanto 2, insomma, gli incontri da dove, insomma, si poteva trovare spunto per preparare la partita. Max Ligari. Io vorrei fare una premessa, faccio i complimenti a mister Rigoli perché sta facendo... Troppi complimenti. No, però poi arriva la domanda che invece non le farà tanto piacere. No, io vorrei fare i complimenti a Pino Rigoli perché sta facendo delle cose straordinarie, sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, ha fatto 8 successi su 9 partite e quindi sta veramente onorando il calcio siciliano. Io però oggi vorrei fargli un appunto che sta facendo discutere un po' anche i tifosi catanesi sui social, sul muro. Alla fine di una partita come quella di oggi, molto rocambolesca, in cui diciamo, è andato tutto anche per il verso giusto, ma meritatamente anche all'Acaras e anche per demeriti del Catania, che ha tante colpe, a fine partita, francamente, qualche tifoso del Catania e me medesimo non si aspettava che ci fosse un'esultanza talmente grande anche da parte del tecnico a centrocampo con Balletti, che francamente per un tecnico che vive a Catania, che è molto apprezzato anche alle nostre parti, un po' hanno fatto pensare. Ecco, non vuole essere una critica perché ovviamente la gioia è la gioia, però ecco, è una questione di opportunità per quanto riguarda la piazza catanese. No, guarda, io non faccio una questione di opportunità, io faccio una questione di lavoro, e quindi se a me una società mi deve prendere deve
mi devo apprezzare per il lavoro che faccio. Siccome io sono una persona vera e non sono una persona falsa, quindi quello che l'ho fatto perché l'ho sentito, perché porto rispetto ai miei tifosi, alla mia società e ai miei giocatori. Quindi non sono una persona falsa che le cose le devo fare perché poi domani mattina mi chiama un'altra società. Quindi io penso che a me la città di Agrigento mi ha dato tanto, mi hanno dato questa grande possibilità, cosa che Catania non ha fatto, e quindi non vedo niente di male nella mia trasparenza e nel fatto che io sono una persona vera, e così come lo sono con i miei giocatori, lo sono pure nella mia risposta soddisfacente. No, risposta era giusta, però che appunto ci fosse questa risposta soddisfacente. Così, giustamente, chiedo scusa, sui social si è un po' scatenata questa cosa, però la tua risposta io la condivido appieno, la sposo, ma anche devo dire soddisfacente, Max, e siamo assolutamente tutti d'accordo in quello che hai detto. Poi la gioia dell'emozione è una cosa che non si può trattenere. Io vi posso dire che quando sono arrivato qua eravamo terzultimi, dove c'era grande sulla mia candidatura ad allenatore c'era grande perplessità da parte di tutti gli addetti ai lavori. Sono stati in pochi ad avere fiducia in me, e mi riferisco a Dario Scozzi, a Toto Catania e alla società, quindi io devo ringraziare queste persone. Ed è giusto. Questa opportunità. Mi trovi assolutamente d'accordo, Pino, mi trovi assolutamente d'accordo, e quindi adesso devi assolutamente continuare su questa bellissima linea, perché l'Akragas a questo punto deve guadagnare solo 3 punti per salvarsi, poi tutto quello che verrà ben venga, indubbiamente. Bene, ti auguriamo buon lavoro, buon proseguo, anche perché la settimana prossima la partita è un po' difficilotta, vai a Caserta. Sì, molto difficile. Tra l'altro oggi la partita è stata abbastanza dura, pesante, abbiamo avuto qualche problema, ci manca un po' di gente, però questo non deve essere un alibi, perché alla fine penso che metteremo un 11 importante in campo che ci può dare delle grosse soddisfazioni. E naturalmente il mio augurio è che tutte e 3 le siciliane si possono come dire, salvare e che si possa aggiungere qualche altra siciliana per il prossimo campionato. Mi auguro che il Siracusa possa tornare in Lega Pro, così si arricchisce come dire, il calcio siciliano di squadre nei professionisti. Ce lo auguriamo tutti, Grazie a Pino Rigoli, grazie e buon lavoro per il proseguo del campionato. Buonasera Presidente. Grazie. So che si è scatenato l'inferno. Sì, no, ma dopo le dichiarazioni che ha fatto volevo chiedere al mister se realmente era stato cercato dal Catania, perché c'erano questi rumors a inizio campionato. Basta, lo so, però c'è tanta curiosità, anche tantissimi tifosi lo chiedevano, perché in base alle dichiarazioni che aveva fatto. Quindi. Se non è stato chiamato, evidentemente a Catania avevano le loro buone ragioni. È stato chiamato dall'Akragas, ha fatto un campionato sin qui con tanto di cappello, perché non possiamo dire che non ha fatto. I numeri sono dalla sua parte. Quindi... Come ha ben detto, ha preso la squadra al terzultimo posto e l'ha salvata, ha fatto 8 vittorie. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo break pubblicitario, poi abbiamo le pagelle di Antonio che ha visto la partita per noi e si è scatenato pure lui. Dobbiamo parlare dell'Ajax 50, ci fa vedere il gagliardetto, perché in questa maniera parliamo dell'iniziativa di festeggiamento dei 50 anni dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Diciamo anche che sei stato nominato referente della comunicazione. Mi piace questa cosa, siamo molto da Grande Fratello. No, sei referente della comunicazione della provincia di Catania, per cui avremo modo di parlare. È una bellissima soddisfazione anche personale, e devo ringraziare tutto il direttivo dell'Ajax di Catania. E poi voglio parlare con Max, che lo vedo molto scoraggiato. Dobbiamo farci forza, Max, dobbiamo assolutamente fare quadrato. Lo so che le cose non sono certamente in questo momento in maniera positiva viste con tranquillità, però io vorrei domani mattina a Pianeta Catania in radio ci sarà probabilmente un muro pieno. Ma già c'è stato oggi nel post partita, però io vorrei dire una cosa: ci sono tanti demeriti da parte del Catania, tanti meriti da parte anche dell'Akragas, però ecco, l'analisi della singola partita deve essere fatta in maniera lucida e oggettiva. Oggi l'Akragas ha superato 3 volte la metà campo e ha fatto 3 gol. Il Catania ha avuto, io le ho contate, ha avuto 11 occasioni da rete, ma non 11 occasioni da rete, ha avuto 11 volte il giocatore davanti alla porta senza portiere. E allora? No, e appunto i demeriti sono principalmente del Catania.
Il Catania non può permettersi di giocare come ha giocato oggi ad Agrigento, quindi merito sicuramente all'Agrigento che ha fatto la partita che doveva fare, certo. ha fatto partita di contropiede, ha superato poche volte la metà campo, però ha fatto gol e quello conta. Però obiettivamente un Catania così è veramente una delle squadre peggiori che il Catania abbia mai avuto nella sua storia e non si può più continuare in questo E la prossima partita è un altro derby col Messina, che non è che insomma è una partitella in famiglia. No, sarà un'altra ennesima battaglia. No, devo essere sincero, siamo rimasti molto colpiti da quello che è accaduto durante la partita e soprattutto dopo, cioè dai giusti e legittimi festeggiamenti di una città che sostanzialmente ha vinto la Coppa dei Campioni e che ha veramente gettato nello sconforto totale i tifosi del Catania, perché non pensavamo che si potesse giungere a questo. Insomma, stagione veramente pazzesca. Ci fermiamo così un attimo, resettiamo anche noi il tutto e poi gli ultimi 15 minuti sono dedicati interamente ancora a questa Lega Pro del Catania. Abbiamo un altro piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Ultima parte di Sala Stampa di Penalty in diretta su Video Mediterraneo, canale 11, canale 823 della piattaforma Sky e anche in diretta streaming in tutto il mondo su www.videomediterraneo.it. Allora, abbiamo subito le pagelle insieme al nostro Antonio Rabisarda che oggi ha visto la partita. Allora Antonio, ci dai il quadro delle pagelle, poi abbiamo una raffica di domande per chiudere il nostro programma. I nostri ospiti sono pronti a rispondere e poi voglio parlare giustamente anche di questi 50 anni dell'AIEC. Allora, velocissimamente le pagelle, dalla regia possiamo far già vedere la schermata, eccola qua. Allora, voto 5,5 a Luca Liverani perché sostanzialmente 5,5, ma francamente non ha fatto nulla, era incolpevole sul rigore e incolpevole sui 2 gol, non poteva fare nient'altro, quindi voto al di sotto ovviamente della sufficienza per il semplice fatto che ha preso 3 gol. Non si può fare niente. Allora, Garufo, scusate, voto 5, è un giocatore che in propensione offensiva sta migliorando tanti cross, però a livello difensivo pecca ancora qualcosa, diciamo che al centrocampo e in difesa non dava una mano, diciamo, in funzione non c'è molta sicurezza. Esattamente. Andiamo avanti con Nunzella. Sì, voto 5. Bel gol, però a livello difensivo non è riuscito ad arginare quello che sono le folate e i contropiedi della squadra dei giganti. Nunzella che abbiamo visto nella prima parte della stagione. È un po' in calo, ma credo sia normale e fisiologico. Certo. Andiamo avanti con voto a Pelagatti. Pelagatti è uno dei peggiori. Perché ha fatto di tutto e di più in negativo. È stato lui uno degli artefici dei 2 gol presi del Catania. Anche molto nervoso. Moltissimo. Alla fine non è riuscito a concretizzare un gol nei minuti finali già fatto, molto lezioso. Purtroppo è un giocatore di tanto valore, soprattutto nella prima parte di campionato, ma non è riuscito sostanzialmente a fare oggi il peggiore di tutti. Andiamo avanti, abbiamo Bergamelli, voto 5, non è riuscito anche lui come Garufo a essere concreto, tanti cross però in difesa poco concreto. Andiamo avanti con, se la regia ci può portare, Di Cecco invece è il migliore, è uno che al centrocampo ha dato cuore, polmoni, corsa, tanta corsa, lui è stato uno dei migliori della squadra, soprattutto anche all'attacco ha provato a tirare e cercare di sbloccare anche lui da solo, ma purtroppo non può fare qualcosa se non c'è la squadra che lo supporta. Lui ci prova, ma accanto a lui infatti da solo non può fare quello che fanno 10 ragazzi che provano. Abbiamo Castiglia si sta riprendendo pian piano, ricordiamo che viene da un infortunio, è andato vicino al gol con un colpo di testa, però alla fine è dovuto sostituire perché la forma fisica è calata all'improvviso, è stato poi sostituito che ha preso il suo posto Calderini. Andiamo avanti con
Agazzi 4,5, a livello di impostazione un giocatore inesistente, a livello di impostazione non ha aiutato la squadra come si doveva, tant'è che il suo ruolo è stato sopperito da Di Cecco. Purtroppo è un giocatore che all'inizio dava tante garanzie, ora un pochettino in calo come tutta la squadra. Andiamo col prossimo, abbiamo Luigi Falcone. 5,5, è un giocatore che ha dato quel quid in più all'attacco e fortunatamente che c'è stato lui, perché se no Khalil da solo non avrebbe fatto assolutamente niente. Oddio, non ha fatto grandi cose, però è stato un giocatore anche importante nel gol, il secondo gol, ma ahimè non è bastato. Andiamo avanti. Gaetano Khalil, 4,5. Ci ha provato in tutti i modi, però purtroppo pecca il fatto di essere troppo impreciso davanti la porta. Merita il voto, purtroppo... Basso. Sì, esattamente. Bene. Andiamo avanti. Abbiamo Franco Bobaci, 5. Avrebbe meritato un voto migliore, è stato bravo, ha provato nella fase finale a fare cross e a provare anche a far gol, però purtroppo quella leggerezza dell'espulsione, quell'atto, quel gesto che ha fatto, veramente non dovrebbero averlo giocatori del suo calibro. Nervosismo, dai. Esattamente. Andiamo avanti. Abbiamo Calderini, è subentrato, ha giocato qua più di 15 minuti, ma il voto 5 è d'obbligo perché non è riuscito, diciamo, ad imprimere qualcosa di concreto alla partita. Andiamo avanti. C'è l'ultimo giocatore che è entrato in campo. Abbiamo Arturo Lupoli, anche lui stesso voto di Calderini, non è riuscito a incidere, è stato importante, diciamo, nel secondo gol, ma non è stato in maniera concreta, anche lui è sbagliato tantissimo sotto porta. L'ultimo voto all'allenatore è 4,5. Beh, cosa c'è da dire? È un allenatore che ha avuto poco coraggio, lo ha tuttora, perché non si possono fare soltanto 2 sostituzioni, cercare di mettere attaccanti, ma non si riesce, non è riuscito a fare quadra, quindi purtroppo tanta confusione per lui. Allora, Renato, lo so che siamo un po' nella parte finale. Sei d'accordo su questo Vangelo oppure qualcuno avrebbe meritato anche qualcosa Antonio di lo meno? sa perché abbiamo avuto esperienze in altre emittenti. Io non sono d'accordo sulle votazioni delle pagelle. Io guardo globalmente la prestazione della squadra e dico che oggi è stato medio-basso. Medio-basso, è già stata inguardabile. Invece Max sposi appieno l'idea che questa squadra effettivamente oggi poteva e doveva fare di più. Ancora una volta siamo in attesa che ci sia la svolta? Allora, si è trattata di una delle pagine più nere della storia del Catania, nessuno merita più di 5, molti meritano 4, alcuni 3. Francamente ci sono alcuni giocatori che in questo momento non possono andare in campo non perché siano scarsi, ma perché non ci sono mentalmente, e mi riferisco in particolare a Gaetano Khalil. Oggi il Catania ha fallito almeno 5-6 gol davanti alla porta senza portiere. Questo significa non che i giocatori siano scarsi, ma non ci sono con la testa. Noi ci basiamo solo ed esclusivamente sui numeri. Mister Rigoli ha fatto 8 vittorie in 9 partite. Mister Moghero ha fatto 1 punto in 3 partite con Martina Franca, Juve Stabia e Akragas, 3 squadre che come organico sono non nettamente inferiori, cioè non hanno organico rispetto al Catania. Quindi è evidente che si tratta di una situazione molto grave, una situazione che deve essere bloccata in tempi brevissimi, perché giovedì si gioca contro il Messina. Contro il Messina. Allora, siccome siamo terribilmente in ritardo, 2 domande in 30 secondi per ognuno dei nostri ospiti, perché devo parlare assolutamente dell'Ajax. Ok, Marco ci fa un commento sulle dichiarazioni del silenzio stampa indetto da Ferrigno. Ecco, Renato, che ne pensi? Inopportune, perché un nascondersi dietro un dito di fronte alle proprie responsabilità. Io la dico in un termine siciliano, i guai della pentola li sa il mestolo che li mescola. Chi è il puparo di questa società? Bravo, chi è? Domando. Altri 30 secondi di risposta per Max. Allora, molti dicono, Luca ci dice non c'è paura a giocare nei dilettanti, l'importante è non avere più calpestata la dignità di una città.
Giusta risposta, Max. No, invece il Catania nei dilettanti non dovrebbe andare a giocare mai, anche perché non è mai retrocesso il Catania nei dilettanti sul campo. Certo. Sul campo. Questa squadra ci sta riuscendo, io dico solamente una cosa, che si salvi questa stagione e poi di questi giocatori probabilmente nessuno ha dimostrato di avere, diciamo, il profilo mentale per poter rimanere a Catania, e quindi va in ogni caso, qualunque cosa accada anche dal punto di vista societario, questa è una squadra che va completamente rifondata. Perfetto. E con questa giusta risposta io adesso chiudo con l'Ajax, questo straordinario gagliardetto. Intanto è un omaggio alla redazione questa qua, bene, che tu per la redazione di naturalmente. penalty. Allora, Sì. vogliamo ricordare che questa è un'iniziativa assolutamente innovatrice nel campo diciamo, degli allenatori. Diciamo che per volere del nostro Presidente Olivieri quest'anno c'è il 50° anniversario della nostra Ajax, che per farla conoscere a tutto il territorio si stanno organizzando delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali. Il direttore dell'AIC ha deciso di nominarti referente della comunicazione per quanto riguarda la nostra attività. Probabilmente il 10 faremo una iniziativa importante che vedrà coinvolti non solo gli allenatori, ma tutti i mass media, soprattutto gli studenti, per far conoscere al territorio quello che è l'opera dell'allenatore. Un ruolo importantissimo. Un ruolo importante, soprattutto in questo calcio che vorremmo, diciamo, un calcio diverso. Per cui insomma ci sono manifestazioni in tutta la nazione, e Catania fa riferimento, così come tutte le nostre province. Ieri abbiamo fatto un direttivo a Caltanissetta proprio per raccordare tutto quello che è il lavoro, diciamo, che si farà nel mese di aprile, proprio per far conoscere a tutto il territorio nazionale, anche per i prossimi tecnici del futuro, diciamo. Certo. Tra altre cose, proprio il giorno 28 abbiamo il corso d'aggiornamento al club 29, martedì 29 al club Umberto, perché l'aggiornamento è una delle cose importanti da Certo. fare per potere dell'UEFA. Per cui insomma ringraziamo naturalmente la tua disponibilità, l'ospitalità di Video Mediterraneo, che ci terrà compagnia in questo. Penalty per questo è apertissimo. Naturalmente sarà nostro compito divulgare tutte quelle che sono le iniziative dell'AIC, Certo. e naturalmente con la tua collaborazione. Assolutamente, assolutamente. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Max Licari, su con la vita, domani poi voglio sentire in radio anche comunque tanta voglia di rialzarsi. Ma guarda, al di là di tutto, noi siamo in questo momento affranti perché questo è probabilmente uno dei momenti più bassi della storia del Catania. Però detto questo, noi saremo sempre in prima linea e giovedì saremo allo stadio a sostenere il Catania. E questa è la cosa più importante, ovunque sia. Chiudi sempre la tua trasmissione in radio con una bella frase. Irresistibilmente sempre Forza Catania. E siamo tutti d'accordo. Saluto anche Renato Marletta. Grazie a voi, Forza Catania. È stato un piacere ritrovarlo. Il Catania si deve amare. Infatti, mi raccomando con la salute, Renato. Non facciamo pazzie. Saluto anche Antonio Rapisarda. Mi sono piaciute le pagelle, però. Complimenti. Grazie, per la prima volta diciamo che non c'è male. Volevo dare dei voti più buoni perché Catania è sempre Catania, però no, li hai dati molto, molto alti. Li hai dati molto alti, diceva. Non volevo essere meritavano dal 3 al 4 un po' tutti, allora, sei stato quindi buono, hai fatto bene. Attenzione, perché lui fa anche il professore a scuola, quindi quando si tratta di dare voti. Vabbè, da Max tutte le critiche vanno bene, ci mancherebbe altro. No, non è una critica, sei stato bravo, no, ci mancherebbe, sei stato buono, quindi. Saluto personalmente Federica, ma lei continuerà perché tra poco arriverà Alessio Patti con la sua trasmissione dedicata al futsal. Esatto, Ettore, io saluto te, saluto i nostri ospiti, però rimango qui insieme ad Alessio. Perfetto, allora che dire, vi saluto, vi ringrazio per essere stati presenti all'interno della nostra prima parte della nostra domenica sportiva, come al solito con penalty alle 19, e adesso abbiamo chiuso anche la seconda parentesi dedicata al calcio professionistico. Vi auguro il buon proseguo e vi lascio appunto con Alessio Patti e Penalty Futsal. Arrivederci a tutti e buon continuo.